ripetuto ai professori a scuola, allora devi crederci sulla parola. Loro hanno studiato, loro sì che sanno tutto, loro sanno bene quello che è sbagliato o giusto. Per verificare se noi siamo santi o bestie, hanno aperto e spezzettate tante teste. E quindi ci hanno detto che non hanno mai trovato quella strana cosa che la Chiesa ci ha insegnato. Dentro la tua testa non c'è un'anima che brilla, non c'è nessuna luce né una fonte che zambilla, non c'è nessuna psiche, niente di divino, ma solo tanta carne per farcire il tuo panino. Animali, siamo animali, discendiamo dalle scimmie del mali. Animali, siamo animali, e discendiamo dalle scimmie del mali. E dicono che siamo solo polvere e materia, che non c'è un al di là, che la vita è una miseria, che bisogna viverla come una cosa seria, e questa forse è la più grande cattiveria. Per condizionarci lo ripetono in TV, così che un giorno o l'altro poi ci credi pure tu. E calcano la mano, se questo non bastasse, mettendoci in ginocchio con proibizioni e tasse. Perciò non ce la faccio più a credere al politico, anche se al comizio sembra veramente mitico, perché in fondo è solamente un oratore stitico al servizio di pazzi che hanno il cuore paralitico. Animali, siamo animali, discendiamo dalle scimmie del mali. Animali, siamo animali, e discendiamo dalle scimmie del mali. Vogliono convincerci che siamo animali, che non serve dedicarci a cose culturali. Dobbiamo pensare come fanno i maiali, solamente al cibo e ai giochi sessuali. Si stanno accaparrando il monopolio della scienza per chiuderci qualunque strada per la conoscenza. Perché se maturiamo una presa di coscienza, dopo non potranno più ridurci all'obbedienza. Il loro piano è manipolare la cultura per rifilarci a scuola solamente spazzatura. Vantandosi la chiamano istruzione di massa, però a me sembra più una distruzione di massa. Animali, siamo animali, e discendiamo dalle scimmie del mali. Animali, siamo animali, e discendiamo dalle scimmie del mali. Se vuoi diventare un impeccabile studente e se vuoi sperare in un futuro da vincente, non devi riflettere, ma devi solamente imparare bene e ripetere a mente, correttamente come un burattino, diligentemente ciò che ha stabilito ingegnosamente la classe dirigente. Mettono le leggi perché tu non dica niente, non faccia niente. In altre parole, a te non è permesso niente, niente di niente. Non devi fare niente, non devi dire niente, non devi pensare a niente di niente. Animali, siamo animali, e discendiamo dalle scimmie del mali. Animali, siamo animali, e discendiamo dalle scimmie del mali. Animali, siamo animali, e discendiamo dalle scimmie